Sono molto onorato, sono nel ruolo ufficiale, puoi sapere che sono il primo ambasciatore del Messico che è venuto a Segusino e è un privilegio che non mi aspettavo e che non sapevo. Perché altri miei predecessori non sono venuti, non lo so, non sta a me spiegarlo, ma mi hanno lasciato il privilegio di fare storia dicendo che sono il primo. Sono anche emozionato perché i rapporti umani si fanno di emozioni, di chimica e io in questi pochi minuti che sono qui a Segusino sento affetto, fratellanza, solidarietà, amicizia, quindi ci tengo a ringraziare alla sindaca, a Gloria Paulon, alle autorità, ma soprattutto al popolo di Segusino per tutto ciò che avete dato al mio paese dal 1882. Quindi sono ormai quasi 140 anni di presenza in Messico, ci avete arricchito dal punto di vista produttivo, culturale, gastronomico, artistico, quindi grazie. Era doveroso che l'ambasciatore del Messico venisse qua a dire grazie, ma non solo. Questo deve proseguire, si deve rinforzare, crescere, approfondirsi. Quindi approfitterò oggi per parlare con la gente, con le autorità e vedere cosa altro possiamo fare nel futuro. Sì, assolutamente sì, una giornata importantissima, sono molto onorata sia personalmente che comunque a nome di tutta la comunità di ospitare l'ambasciatore. Per la prima volta l'ambasciatore messicano viene in visita a Segusino dopo quasi 40 anni ormai di gemellaggio con il comune di Cipilo. Questa visita oggi sicuramente è un punto di partenza importantissimo per gettare le basi per il 40° appunto che si celebrerà l'anno prossimo e speriamo di riuscire ad organizzare una cerimonia e un insieme di eventi all'altezza con l'aiuto e anche la collaborazione dell'ambasciata. Il centenario nasce perché ne abbiamo incominciato il ragionamento nel 1981, dopo 6 mesi che ero diventato sindaco, e quindi abbiamo preparato il 1982 andando in Messico 4-5 volte per scaldare anche quell'ambiente. Forte della mia anagrafe che mi ha portato ad essere figlio di un emigrante, per cui il papà era stato emigrante in Argentina e quindi il discorso della emigrazione era qualche cosa che avevo vissuto sempre dentro fin da bambino. Allora, per ricordare questa comunità che era andata lì e che aveva tenuto i rapporti con Segusino a livello familiare da prima che noi ci facessimo questa celebrazione, è nata l'idea, andando lì e venendo, che fosse una festa di popolo, per cui quello che abbiamo fatto mettere all'ingresso di Segusino, gemellato iure sanguinis con Cipilo, è proprio il sangue che ci ha fatto gemellare, perché parlano, mangiano, discutono, si arrabbiano e dicono cose che a noi diciamo, addirittura i soprannomi di Cipilo sono soprannomi di qua, è proprio nella logica che bisognava fare questo gemellaggio. Stiamo lavorando per portare qua degli artisti cipileni per fare dei murales qua a Segusino. A Cipilo già è partito il loro progetto, era nata da loro questa idea, ce l'hanno proposta, noi l'abbiamo accolta ben volentieri e là stanno raccontando sui muri di Cipilo la storia della fondazione di Cipilo e anche di Segusino, e noi vogliamo portare un po' di Messico anche qua. Saludo con afecto a la comunidad mexicana residente en Segusino. Los encontré hoy, los veo contentos, integrados, productivos, pagando impuestos
participando en la realidad productiva del pueblo, participando en actividades artísticas. Esto nos indica claramente que la mezcla de italianos y de mexicanos es positiva, nos indica que la emigración enriquece a la gente y que de eso se trata, que estos mestizajes produzcan más contactos y que nos hagan mejores personas a ambos, a los italianos y a los mexicanos.